Si sbaglia, sai, quasi continuamente sperando di non farsi mai troppo male. Ma quante volte si cade. La vita, sai, è un filo in equilibrio e prima o poi ci ritroviamo distanti. Giorno insieme per fare solo un metro in più. Ci vuole tutto il bene che riusciremo a trovare in ognuno di noi. Sulle mani! Ma a volte poi basta un sorriso solo a sciogliere silenzio, stanno parlando, però dai. Non che provare, pur non essendo lui di provare. Ma qua. Il Cagliari Club è intitolato anche a Billia Pilo, anche lui un grande amico, appassionato di calcio e anche lui grande tifoso del Cagliari. Una bellissima iniziativa del Cagliari Club, abbiamo voluto intitolare il Cagliari Club a Billia e dare inizio a questa memoria in memoria di Tito Pipino Azzurri. Qui viene, consegna la coppa il vicepresidente, nonché tuttofare Gianni Carta a Mavina. Lasciatemi anche dire che come Soprattutto con i ragazzi, con i bambini, perché ma è un modo per ricordarsene e per andare avanti, e chi può andare avanti se non i bambini. Un applauso a Cagliari Club. Grazie. Grazie a voi, grazie. Grazie a Martina, Grazie a Lisa e grazie a Ico. Buonasera e grazie di essere presenti soprattutto in questa. È un onore per i bambini. Grazie a voi. E invitiamo a Roberto a fare qualche film maschio, così non siamo subito alla PGS. Allora, alla signora. Signora. Grazie. Aspetta, quando domani, se no...
sempre Giannicata, vicepresidente, ma... Oh, grazie a tutti. Adesso diamo inizio al torneo. Non so chi ce l'ha in campo prima, si è preso quello che ha 1007, Enrico, 1007, Tissi e quello Gianos. Divertimento. Non lo facciamo come si dà, Giochiamo reali, sportivi e senza... No, quello lì è il gioco. Vabbè, anche la mia allora devi giocare. Probabile che aspetta perché solo una Barbara! Dai!
Ma ci spostiamo da quella
mentre il buio allieta e la notte porta consiglio, la luce offusca e confonde la mente, che pensieri pensati da me 1000 volte e chiari nel buio sono ora disturbati dalla luce, dai colori e dagli oggetti circondanti che collegano i pensieri ad altri pensieri ad altri ancora, si insinuano i pensieri ad altri pensieri ad altri ancora, ma abbandonano i pensieri ad altri pensieri ad altri ancora, pervadono ora. Perché la mente è indescrivibile e sacrosanta, può essere bella o può anche portarti alla follia, e chi è felice è pazzo, sì, chi è felice è pazzo, e chi è felice è pazzo. Abbandonano i pensieri ed altri pensieri si posano ora su altro ancora, sulla fiducia, sul saper.